È davvero possibile crescere organicamente su Instagram nel 2020? Ho provato varie strategie in questi mesi e oggi ti svelo che cosa è successo. Ciao, io sono Arianna e in questo canale tratto di temi riguardanti l'Instagram marketing e la moda. Se ti piace questo contenuto e ti rivedi in questi temi, allora puoi iscriverti al mio canale cliccando sul bottone qui sotto iscriviti ora. Alla fine di questo video avrai 4 azioni concrete che puoi mettere in pratica fin da subito per ottenere nuovi follower reali e in target con il tuo profilo fin da subito. E alla fine avrai anche un invito speciale per scaricare una guida gratuita se ti interessa realmente il mondo di Instagram. Ma ora iniziamo subito. La prima strategia è una strategia super efficace che sempre più celebrities e anche marchi brand importanti che sfruttano appunto la piattaforma di Instagram per lavorare utilizzano. Non so se lo sapete, ma da quando è cambiato l'algoritmo è sempre più difficile farsi trovare in maniera organica da nuovi utenti e potenziali follower che sono interessati al nostro brand. Ma ovviamente a questa cosa si può ovviare con la strategia che ti sto per dire. Quindi come si fa? Semplice, devi collegare il tuo profilo social a tutte le piattaforme che hai a tua disposizione, diciamo così. Se tu ad esempio hai già un canale YouTube, un blog, una pagina Facebook con un po' di seguito, puoi collegare tutte queste pagine tra di loro e far sì che le persone che capiteranno sui tuoi vari profili siano rimandate e indirizzate al tuo profilo Instagram. In questo modo avrai traffico costante e reale sul tuo profilo Instagram. Se tu non sei iscritto su nessuna di queste piattaforme, anche se la vedo difficile, comunque se non sei iscritto a nessuna di queste piattaforme potrebbe essere il momento giusto per farlo, anche perché sono tutte piattaforme gratuite e portandoci traffico organico fanno sempre comodo. Magari ti sembrerà di dover fare chissà quale lavoro e ti starai chiedendo sì vabbè, ma io non è che posso gestire tutte queste pagine contemporaneamente. In realtà ti sto per dare un piccolo trucchetto per rendere la cosa molto più semplice di quello che credi. Ti faccio un esempio. Supponiamo che tu sia una food blogger e hai in mente di condividere con i tuoi follower una ricetta super healthy, salutare. Mentre la stai preparando puoi registrare un video. Una volta terminato il video lo potrai montare e caricare sul tuo canale YouTube e questa sarà la creazione del primo contenuto. Come secondo step puoi trascrivere il contenuto del tuo video, puoi farti aiutare, ci sono ad esempio alcune piattaforme che fanno la trascrizione automatica come Rev, è una piattaforma che conosco, oppure puoi chiedere anche a un freelance di aiutarti a fare la trascrizione per risparmiare tempo. Chiaramente ha un costo minimo, però insomma ne vale la pena. Diversamente puoi fare tu stesso la trascrizione. Questo è il secondo contenuto. Puoi ad esempio anche estrapolare l'audio del tuo video, montarlo ad hoc e caricarlo come podcast. E infine puoi scattare una foto del piatto terminato da caricare sul tuo profilo Instagram. Questa è una tecnica molto efficace che ti fa risparmiare un sacco di tempo e ti permette di riciclare i contenuti per più piattaforme. Un altro trick che puoi utilizzare per velocizzare ancora di più la pubblicazione su altre piattaforme è quello di connettere i vari profili social in automatico. Infatti, non so se lo hai mai notato, ma prima di pubblicare la tua foto puoi connettere appunto il tuo profilo Instagram a Facebook e Twitter che lo pubblicheranno in automatico anche su queste altre due piattaforme. Chiaramente se le utilizzi diversamente è una funzione che non potrai sfruttare. E ora passiamo alla seconda strategia per crescere organicamente su Instagram nel 2020. Se ti rendi conto che gestire troppe piattaforme non fa per te, ti provoca stress e non ti senti in grado, puoi decidere di collaborare con altri utenti. Una cosa fondamentale però è scegliere utenti che appartengano alla tua stessa nicchia e che quindi abbiano un pubblico in target con il tuo. Infatti il nostro obiettivo deve essere quello di trovare degli utenti che siano realmente interessati a quello che offriamo o ai contenuti che creiamo e non follower che poi diventano ghost. Puoi collaborare anche con utenti che utilizzano una diversa piattaforma da quella di Instagram. Non puntare chiaramente a user troppo grandi perché probabilmente non leggeranno neanche il tuo messaggio. Quindi trova delle persone che siano in target con il tuo profilo, che abbiano più o meno il tuo stesso numero di seguito e che sicuramente accetteranno più che volentieri perché in questo modo avrete uno scambio reciproco di follower. Sei sempre una food blogger, ok? Hai sentito un podcast che parla di buone abitudini e come mantenere uno stile di vita sano. Puoi chiedere di farti un'intervista, quindi di essere sua ospite in una puntata del suo podcast. In questo modo tutti gli utenti di questo podcaster ascolteranno, si interesseranno al tuo profilo, sicuramente lo verranno a vedere e ti seguiranno. La terza strategia per crescere organicamente su Instagram nel 2020 è fai dirette con altri utenti. Le dirette Instagram sono un mezzo potentissimo, infatti è il modo veramente di creare un dialogo anche con i
i tuoi follower. Per fare le dirette con altri utenti devi sempre utilizzare il meccanismo della strategia precedente, ovvero devi trovare delle persone che siano in target con il tuo pubblico di riferimento, quindi che trattino dello stesso tema o comunque molto simile. Una volta che hai selezionato le persone che possono essere in target con il tuo profilo, non devi fare altro che mandargli un direct message oppure un'email per chiedere appunto di collaborare insieme e fare questa diretta. Questo oltretutto potrebbe essere un momento molto buono per fare dirette. Prima di avviare la diretta potreste anche postare un avviso sulle vostre Instagram stories per avvisarli che alla tal ora tu e l'altra persona farete una diretta insieme. Quando avvierete la diretta, Instagram manderà la notifica a tutti i tuoi utenti e a tutti gli utenti dell'altra persona, quindi un sacco di persone si riverseranno a guardare la vostra diretta, chiaramente se interessati. In questo modo avrete la possibilità di intervistarvi a vicenda e avrete anche qui uno scambio reciproco di follower che incuriositi andranno a vedere l'uno piuttosto che l'altro. La quarta e ultima strategia per crescere su Instagram organicamente nel 2020 è la creazione di shareable content, ovvero contenuti condivisibili. Infatti è molto importante creare dei contenuti che siano condivisibili da parte dei nostri follower, perché questo, la condivisione del nostro post all'interno delle loro Instagram stories, porterà tantissimo traffico organico, tantissimi nuovi follower e utenti sul nostro profilo. Infatti Instagram rende visibile il nostro post all'incirca per una media di 3-4 ore, se il post non diventa virale. In questo modo invece il nostro post sarà visibile agli utenti per un lasso di tempo molto più lungo. Ma ora ti chiederai, e come faccio a creare un contenuto condivisibile? Le alternative sono principalmente due. Potete ad esempio prendere una frase motivazionale, magari ripresa dalla caption sotto il post, e creare un layout carino utilizzando alcuni programmi che si trovano gratuitamente online. Quello che vi consiglio io è Canva, invogliando i propri follower a condividere la foto se gli è piaciuta questa frase motivazionale e se si rispecchiano in quello che hai scritto. La seconda opzione invece è quella di proporre una specie di giveaway o piuttosto baratto. In pratica chiunque condividerà il tuo post nelle proprie Instagram stories taggandoti riceverà un premio, che può essere ad esempio un freebie, che non è altro che un contenuto gratuito formativo, un buono sconto o qualsiasi altra cosa che voi decidiate di mettere in palio. Bene, queste sono le 4 strategie che puoi iniziare ad utilizzare fin da subito per crescere organicamente su Instagram nel 2020. Come promesso, se vuoi approfondire l'argomento, puoi scaricare la mia guida gratuita su come avviare la tua pagina Instagram con successo e aumentare i tuoi follower, cliccando nel link in descrizione. Inoltre iscriviti al mio canale per non perderti i prossimi video che pubblicherò su come crescere organicamente su Instagram e avere successo sui social network.